Bentornati al Minuto Politico, naturalmente sempre in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contini. Senz'altro. E della nostra splendida valletta, la nostra Elsa Fagin. Buonasera vicendevolmente. Sì. Allora Elsa, ci sono delle domande per il nostro ospite, l'assessore Ciano Contini? Sì. Sì, dico, ci sono delle domande per il nostro ospite? Sì. No, sì, ma ci sono delle domande da fare all'assessore? Sì, Allora sono. facciamole queste domande all'assessore Ciano Contini. Ci Ma sono? cosa si arrabbia, mi scusi? No, perché le ho chiesto, ma se non mi risponde... Lei mi ha detto ci sono delle domande, sì, se vuole che le legga mi faccia un'altra domanda, non è che posso indovinare cosa ha in testa lei, mi scusi? Sì, perché è più facile indovinare cosa non ha in testa lei. È il cervello, giusto? Allora, Ecco, passiamo allora alla seconda domanda, assessore. una era la domanda. Sì. La seconda domanda ci arriva da Bora Bora, l'isola di Bora Bora, la Certo, conoscete? certo. Da Bora Bora ci scrive Fiammetta. Speriamo che non sia stua ora qua, Bora. Sì, va bene. Allora cosa ci scrive Fiammetta, prego? Fiammetta da Bora Bora Sì. ci scrive quali sono i punti chiave di Molto Buio Fiumicciano. Bella domanda. Ancora sta domanda. Mi sembrate un po' tutti pervertiti nei miei confronti, no? Perché per prevenuti, semmai, Esatto. ma se vogliono sapere quali sono i punti. Pervertito. No, Allora- che cosa dice? Beh, prevenuti, nel senso che forse alcuni le domandano quello che è lecito, Allora quali sono i punti. la ripeto, la cosa essenziale per noi di Molto Buio, Sì. Fiumicciaro, si riassume nelle 4 E. Ah, Benessere, scusi, che è una parola e inizia per B. ma contiene 4 E, che hanno fatto caso. 4 E. Analizziamo la parola, Faccia il petting. Facciamo il assessore. petting, Spelling, cosa petting? Spelling. Allora, Beh, N, sì. R, 4 E. Cioè lei a scuola quando hanno fatto la sillabazione non è andata. Purtroppo non ho potuto immagino. andare per motivi istituzionali. Vabbè, Ad ogni quindi modo, come fate? come faremo? Noi puntare sul benessere dei cittadini, facendoli divertire. Questo è il nostro modo per coinvolgere i cittadini. Noi Bello. li amiamo fare sorridere i nostri cittadini. Lodevole. Ci definiamo un po' il cucciolone della politica. Ridi, Come il ti mangi- gelato, come bravo, il cucciolone, gelato. No? Sì, è presente il gelato, il Sì, cucciolone. il cucciolone della politica. Sì, ma era il gelato, quello che aveva la barzelletta E dietro, no, sul barzellettina, no? biscotto. Sì, della Ecco che politica. questo ci distingue dagli altri politici, che invece noi definiamo ghiaccioli, freddi, tacchenti. E a fine, quando che finiva a mangiarlo, terreste in mano un bastoncino. Dove ti ho impirito? No, Dove ti ho assessore, no. Naturalmente scherza l'assessore, quindi questo è. Ci sono altre domande sempre della nostra Fiammetta? Sì, Fiammetta, Sì. un'altra domanda. Ecco. Assessore, lei ha animali a casa? Guardi, bella grazie. Fiammetta, scusi se insisto, mi spengo. Senz'altro. Animali a casa, ma voleva proprio l'altro giorno andarmi a crompare un animale, un fiatino in particolare, no? Sono attratto dagli animali esotici, che bello, bravo. Ormai c'è la moda, c'è la moda. Alcuni si possono acquistare, altri no, chiaramente. Senz'altro. quello che Ma leggo, comunque sì. c'è modo di averli lo stesso. Io non l'avrei detto, qui non penso che sia lecito. Meglio provare a informare clandestinamente. No, ma allora, non assessore, non è questo il Sono momento. andato in un negozio. No, in un negozio ufficiale lei voleva comprare una Per farmi consigliare, no? Non so, certo, io certo. non so, avevo curiosità, una iguana, un ramarro, un furetto, un koala, una scimmia. No? Insomma, alcuni di Un questi biscio, non si un può. biscio, un Non è biscio. che può Una comprare un bissa, koala. Comunque, un biscio. un animale esotico, Beh, cosa ma gli è hanno esotico. proposti? Vedo sto commesso, vedevo che non gli era tanto sveglio, certo, no? È il commesso. È il commesso. Certo. E io ho domandato, detto che sei un animale esotico, cosa mi hai consigliato? E mi ha detto, pappagallo? Dopo te darò i scheghi, ho detto. Ma consigliami un animale intanto. Io insistevo, pappagallo, e dopo te darò il bancomat che ho detto. Sì, no, ma io intendeva continuava, forse- il pappagallo, No. e pappagallo ti farò un assegno, un bonifico. Anche quello perché che non è tu che vuoi. uno ha sta roba pressante addosso che deve per forza parliamo acquistare. prima di Ma affare no, il dopo. pappagallo nel senso era la proposta pappagallo. No, ti avevo detto che non gli era tanto sveglio mica il commesso. Non so. E a fine si deve pappagallo, mi ha detto dammi una iguana, io pappagallo, ma voglio un'altra bestia, ho detto pappagallo, e a fine devo comprare un gatto. Bravo assessore. Io non ho. E allora possiamo dare l'appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Miau. Che miau. Ha comprato un gatto.